Noi con molto meno abbiamo portato a casa ogni anno almeno 20 milioni di euro di finanziamenti diretti e noi abbiamo bisogno della collaborazione della regione. Chissà che sia la volta che questo comune diventi un comune normale, con gente normale, che diventiamo veneti anche noi, perché a volte mi sembra, non parliamo di che cosa mi sembra, vabbè, non noi, il comune, tanto perché siamo già un po' capiti, che diventiamo veneti anche noi e quindi abbiamo bisogno della regione e chissà che con lo stesso colore riusciamo a utilizzare i finanziamenti europei insieme, che oggi ormai sono, credo, ormai l'unica fonte vera di risorsa pubblica che abbiamo. Quindi su questi due aspetti che vi ho citato, l'esempio dell'ospedale, questo e l'ultimo che Marco Sitran mi dice, perché noi abbiamo una lista che vuole l'autonomia del comune di Venezia rispetto a quello di Mestre, io cito sempre il caso di Bruxelles, tu che sai abbiamo 1.200.000 abitanti, 19 comuni, non che vuole il passaporto per andare da un comune all'altro, non costa di più il biglietto, è una roba normale, hai dei centri di spesa più piccoli, dei centri di entrata più piccoli, riesce a controllare meglio gli amministratori. Sempre nell'ottica della legalità noi vogliamo delle unità amministrative, in particolare Venezia e Mestre, che abbiano forme di autonomia in maniera tale da controllare la gente che lavora. Ho visto che poi c'è lo statuto speciale del vicino, no? Che ci ha mandato il presidente Zai a casa, edizione Venezia, c'è proprio prevista per Venezia uno statuto speciale, che non possiamo dire sull'esempio di Roma, come sull'esempio di Bolzano, Trento, eccetera, come altre cose, chissà che dopo non venga magari anche esteso a tutta la regione. Quindi grazie mille, caro Luca, di essere qua adesso. Funziona il microfono? Sì. Perché noi qua abbiamo l'impressione che non funziona. Quindi sentite, no? Io direi fare un grande applauso a Giannangelo perché comunque lui si è messo a disposizione e penso soprattutto per il grande ruolo che lui ha non è facile trovare persone con ruoli come il suo che sono disposti a mettersi in gioco, quindi veramente grazie di cuore Giannangelo, grazie. Quanto alla campagna voi avete capito che sta andando bene e abbiamo ieri avuto un elemento di lettura.